Gianfranco Picciroli, presidente della Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca. Oggi nell'incontro con la Regione Friuli Venezia Giulia sono creati i presupposti per un forte rapporto tra le imprese del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica Ceca. Io come Presidente della Camera di Commercio italo-ceca oggi sono estremamente soddisfatto e orgoglioso di questo incontro, perché nella nostra mentalità, nel nostro modo di fare è quello di cercare sempre collaborazione con le imprese e con la situazione italiana. Spero che, anzi ne sono estremamente convinto per aver conosciuto la delegazione capeggiata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che faremo cose super positive, perché c'è la volontà di fare, non c'è la volontà di chiacchierare, ma quella di realizzare qualcosa di concreto. Ecco, si è parlato anche un po' di settori, sicuramente l'edilizia è molto in sviluppo, ma ci sono tantissime opportunità anche nel campo della ricerca, dell'innovazione e anche nella sanità. Sì, è vero quello che lei dice, e soprattutto nella ricerca c'è un grande sviluppo e una grande attenzione. Poi dopo non dimentichiamoci sempre che questo è il regno anche della meccanica, dell'automotive, dove nascono nuovi modelli, dove si creano macchine nuove, dove c'è uno sviluppo enorme. Infatti tante aziende nostre italiane si sono già trasferite in Repubblica Ceca per questo motivo.